Buongiorno cicloviaggiatori, questa notte ha piovuto ma noi eravamo in tenda, fortunatamente adesso ho smesso, il cielo è grigio, è una giornata un po' uggiosa, tra il resto ci sarà da attraversare una zona altrettanto uggiosa e quindi vabbè, oggi è una giornata di transizione, aspettando domani e dopodomani dovrebbe essere una meraviglia sulla costiera amalfitana. Da Durazzano ragazzi non si scappa, bisogna scendere nella piana di Marigliano, Nola, tristemente nota, e risalire poi sulle pendici del Vesuvio dove però si susseguono un sacco di paesi, cittadine, tutte con più di 30.000 abitanti, quindi sicuramente ci sarà un po' di traffico. Abbiamo studiato una traccia su strade secondarie, speriamo siano veramente secondarie perché finché non si fanno alla fine non si sa realmente. Questa strada che abbiamo appena fatto è davvero carina, fuori dal traffico, in discesa. Purtroppo anche qua tantissimi rifiuti lungo le sponde della strada, sembrava una discarica a cielo aperto. Sta diventando una costante ed è davvero triste vedere dei luoghi meravigliosi maltrattati così. Stiamo ancora proseguendo lungo la circumvesuviana, non so, il nome l'ho inventato io, non so se effettivamente sia questo, comunque paralleli alla ferrovia circumvesuviana, quindi ha un senso questo mio nome. Il Vesuvio è qui alle mie spalle e abbiamo incontrato un ragazzo che ci seguiva su Facebook, ci ha fatto un sacco di complimenti, ha fatto la foto eccetera eccetera, quindi è stato già divertente quello. Abbiamo anche mangiato una zeppola napoletana, cappuccino gigante, poi prima o poi proveremo anche la pizza napoletana. Insomma, la gastronomia qui ha la sua massima espressione. Dopo una giornata travagliata sulle strade trafficate ai piedi del Vesuvio siamo giunti a Pompei. Questa alle mie spalle è il santuario della Santa Vergine del Rosario, uno dei santuari mariani più importanti e più visitati d'Italia, e domani andremo a scoprire invece gli scavi della famigerata città sepolta. Ora proseguiamo il nostro percorso per andare a trovare un alloggio qui in zona, perché il traffico ci ha davvero provato, abbiamo gli occhi rossi per lo smog, però siamo contenti di essere finalmente arrivati a destinazione. Non basta una giornata per visitare l'antica città di Pompei, una forse delle meglio conservate al mondo. Tutto è rimasto come nel 79 d.C., al tempo in cui il Vesuvio ha eruttato e ha seppellito questa città. Ci sono stati 280 anni di scavi per riportare alla luce tutto quello che adesso si può visitare. È incredibile pensare quanto si sia conservato sotto la cenere in praticamente 2000 anni. Prima fra tutti gli affreschi incredibili, sicuramente da non perdere la Villa dei Misteri, la Casa del Fauno, la Casa dei Betti, se è aperta perché oggi purtroppo l'abbiamo trovata chiusa, la Casa del Principe di Napoli e altre numerose botteghe e case sparse per tutta Pompei. Dall'ingresso dell'anfiteatro siamo risaliti verso via dell'Abbondanza, che era la via del commercio qua all'interno di Pompei, ed ora proseguiamo per arrivare verso il foro. Siamo a Pompei,
ed è una serata qualsiasi del 79 d.C. È appena terminata la giornata caotica, le strade col basolato tipico delle cittadine romane. Pompei prima non era romana ma lo è diventata, e erano strapieni di mercanti e mercanzie, di carri che passavano lentamente sfiorando i marciapiedi, di matrone e centurioni. La città adesso è quieta, è calata la notte e tutti sono a riposare, chi conta i soldi guadagnati durante la giornata, chi ripensa agli affari fatti, chi sogna magari un futuro da liberto. Il Vesuvio però non perdona, un'esplosione fortissima e Pompei sparisce, seppellita dai lapidi e dalla cenere. Se ne avete la possibilità, venite a Pompei perché è fighissima, anche in bicicletta, anche se dovrete studiare bene l'itinerario perché il traffico è ovunque.